100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, il sindacato SPI-CGIL Veneto ha ricordato la figura del grande politico antifascista con un convegno nel suo paese natio, Frattapolesine. Libertà, democrazia, legalità e informazione indipendente sono i valori basilari che ancora oggi la CGIL difende e porta alti nelle sue azioni quotidiane. E il convegno a Fratta è servito proprio a fare il punto della situazione in Italia, tra lavoro e legalità, in un contesto governato da forze di destra. Fare memoria per lo SPI significa non solo ricordare da dove veniamo, ma soprattutto prendere gli insegnamenti per dove vogliamo andare. Noi siamo tuttora una democrazia molto fragile, ce lo dice la storia di questi giorni, la crescita anche di formazioni che si dichiarano apertamente di stampo fascista, quindi ricordare figure come quelle di Matteotti, il suo sacrificio ma anche il suo impegno di tutta una vita per la legalità, per l'emancipazione delle classi popolari, mi viene da dire, dei contadini e per la difesa della democrazia, significa provare a riattualizzare quegli impegni e quelle azioni. Per lo SPI-CGIL l'eredità di Matteotti si declina nelle azioni continuative del sindacato, in particolar modo nella contrattazione, un presidio di difesa individuale e collettiva che agisce nei diversi territori. Ma non è tutto. Poi facciamo alcune iniziative significative e importanti, soprattutto lo facciamo in raccordo con le scuole, con le giovani generazioni, ad esempio i campi della legalità, che sono uno straordinario strumento per riportare luoghi, soggetti spesso a corruzione, a deprivazione o appartenuti a fenomeni di illegalità malavitosa, che vengono recuperati, restituiti alla società e al protagonismo sociale, che diventano luoghi di produzione economica positiva, ma soprattutto di scambio di valori e di messa insieme fra le generazioni. L'incontro ha avuto il duplice scopo di commemorare Matteotti a 100 anni dal suo assassinio e di affrontare i temi più caldi per il territorio rodigino, veneto e in proiezione anche nazionale, un modo per prendere coscienza del dilagare dell'illegalità. Veniamo da una storia che è quella storia, la storia della resistenza e del protagonismo del lavoro. Credo che invece dobbiamo essere fortemente preoccupati dagli rigurgiti che non ci sono solo nel nostro paese, di forze che si richiamano esplicitamente all'utilizzo della violenza, della sopraffazione, ma anche dell'egoismo e della separazione come forme del vivere comune. Per noi questo è praticare anche oggi l'antifascismo.